Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, siamo tornati su Magic e oggi voglio proporre, ovviamente sempre Modern, un mazzo che mi sta dando molte soddisfazioni, soprattutto le partite uno contro uno. È un mazzo comunque for fun, non è in meta, però ripeto mi sto divertendo tantissimo, ce l'ho anche in real questo mazzo qua, molto molto bello. Secondo me è molto divertente anche giocare con gli amici, così può, cioè, se comincia a girare nella maniera giusta rompe veramente i maroni. Ho visto già che la side è fatta un po' così, nel senso cioè, secondo me è un mazzo difficile da fare una side perché sinceramente faccio fatica a rinunciare alle carte principali, ecco. Però comunque l'abbiamo fatto, chi se ne frega. Sapete che mi piace insomma comunque portare anche mazzi un po' così. Vabbè, ora sulle terre poco da dire, 18 terre, quindi neanche tante, due castelli che se ho bisogno posso pescare. Allora, diciamo, questo mazzo praticamente si basa sul sacrificio, nel senso che devo cercare di sacrificare tutto, anche mia madre, nel senso qualsiasi cosa praticamente, per cercare di guadagnare punti vita e allo stesso tempo fare perdere al mio avversario. Allora, le carte mazzo sono come creatura il Blood Artist, che ogni qualvolta una creatura muore io guadagno un punto vita e il mio avversario ne perde uno. Zula porta ogni qualvolta una creatura che controllo io muore, il mio avversario perde un punto vita e lo guadagno, quindi Blood Artist con tutte. Zula porta solo con le My Card. Ecco, quindi già queste sono fondamentali. E cosa succede? Fanno come si dice, sono fondamentali con il Carrion Feeder. Perché il Carrion Feeder cosa succede? Sacrifica una creatura e lui prende più uno. A me sinceramente frega poco del più uno a Carrion Feeder, perché la maggior parte dei match li vinco senza attaccare. Ma con Carrion Feeder devo sacrificare le carte giuste, quindi il mitico zombie famosissimo, il Grave Crawler, ve lo dico sempre con un inglese perfetto perché io amo questa cosa, praticamente non può bloccare, ma se c'è uno zombie in campo pago uno e ritorna, cioè se ho uno zombie al cimitero, cioè se lui è al cimitero e c'è uno zombie in campo, pago uno e ritorna. E posso farlo io, tipo ho tre paludi, sono in cimitero e c'è uno zombie in campo, lo metto in campo, lo sacrifico, lo rimetto in campo, lo sacrifico e già così ho fatto perdere molti punti vita al mio avversario. Però è più facile vedere la partita, spiegare non è molto semplice. E poi il Bloodgast, che anche questo è fondamentale perché praticamente quando entra una terra lui rientra nel cimitero, in poche parole. Anche lui non può bloccare e se il mio avversario ha 10 o meno punti vita ha anche rapidità. Quindi anche questo ce l'ho in campo, lo sacrifico, metto la terra, ritorna in campo e se voglio me lo risacrifico. Boh, ci siamo. Poi abbiamo un altro zombie importantissimo che quando entra e quando muore metto tre carte nel mio cimitero ed è importante perché se mi va nel cimitero il Grave Crawler o il Bloodgast posso rimettermeli sul campo di battaglia. Poi abbiamo il Mortician Beetle che praticamente ogni qualvolta sacrifica una creatura e lo faccio molte volte riprende più uno. Dopo abbiamo questo che era più una combo da Magic Arena, però ho voluto metterla anche qua in Modern, il mitico forno e il gattino, nel senso quando entra ehm, il mio avversario perde un punto vita e guadagno un punto vita, sacrifico un food, ehm, una pedina a cibo, insomma, e lui ritorna in campo dal cimitero. Chiaramente con il forno io posso sacrificare una creatura e creo una pedina cibo e questo è importante perché posso usarlo non solo per il gatto ma anche per altre card chiaramente, cioè nel senso comunque io che devo sacrificare anche questo mi è fondamentale. Poi sempre per sacrificare c'ho il Blasting Station, sacrifico una creatura, il mio avversario perde un punto vita, quindi se sacrifico una carta e c'ho anche il Blood Artist, sono due, cioè è tutta una combo così, e ogni qualvolta entra una creatura in campo, lui si stappa, quindi posso farlo tante volte, anche questo è devastante secondo me. Poi abbiamo l'Urrus che mi permette di riprendere nel mio turno un permanente dal costo 2 inferiore del cimitero e qua come potete vedere costano tutte e due a parte Blasting Station e l'Urrus appunto. E poi chiudiamo con Genesis Chamber che ogni qualvolta entra una creatura in campo ehm, sia io che il mio avversario creiamo una pedina 1-1, un artefatto Mir in colore.
Cosa vuol dire? È vero che anche lui le può creare quando è il suo turno, ma qual è il punto? Che per me le creature sono molto più fondamentali. Perché? Perché se mi creo 2 pedine, non me ne frega niente di tenerle in campo. Me le sacrifico subito, sono punti che faccio al mio avversario. Quindi tanta roba. Poi vabbè, diciamo, la side è molto semplice, ho 2 Leyline of the Void per i cimiteri, stessa cosa, solito Relic, il Progenitus, poi abbiamo 4 Toxid se siamo contro mazzi combo, diciamo, un Damnation per risuscitare le creature, se diciamo ha tante creature ma non le mette velocemente, però comunque è molto superiore come creature e mi fanno problemi, può servire secondo me. Poi abbiamo 3 Fatal Push per sempre se il mio avversario tipo ha un mazzo agro con super creaturine velocissime, è meglio, insomma, Fatal Push non fa mai male, quindi 3 Fatal Push e 2 Dismember, e un Blasting Station in più se posso permettermelo, se il mio avversario comunque ha un mazzo lento, magari una in più non fa mai male. Ecco, questa è la mia... diciamo, questo mazzo non l'ho mai visto giocare in Modern, cioè non c'è una lista, diciamo che l'ho creata io con qualche chiaramente spunto, vedendo un po' insomma anche altri formati. E così voglio provarli in Modern e fanculo, insomma. Cioè, possiamo fare, è di nostra competenza poterlo fare. Questo per adesso lo mettiamo così e io direi di andare. Ok, troviamo un avversario, random deck, questo deve essere un figo, vediamo, vai, inizia l'avventura, mi piace, buon mazzo, piccolo Kuma, buon mazzo. Però non abbiamo nessuna, diciamo, non abbiamo né nell'artista sanguinario e né il buon Zulaport, e questo non è un bel segno, ci serve come il pane quelle carte. Però calma, insomma, dai. L'importante è non trovare avversari che ti sparano tutto. Ecco, se mi trovo un mazzo sparo con Lightning Bolt. Attenzione. Pazzesco, troviamo un mazzo magari simile al mio. Noi non abbiamo neanche removal, Valutiamo. Allora. Io direi però di mettere subito in campo sto stronzone qua. Ok. Carrion Feeder e 2 terre. Non una bella notizia. Ne ho viste di più belle, onestamente. Ok. Vediamo sto mazzo qua. Adesso lui si rivela a 4, vediamo cosa. Ok, vabbè. Bravo. Ok. Allora, adesso facciamo questa cosina qua. Ma che bontà, ma cos'è questa robina qua? Scusate, un momento di pazzia. Ora, il Mortician qua sono solo le pronunce, cioè, per me le pronunce sono qualcosa di curioso. Ok, così adesso pompiamo il nostro caro scarafaggio. Ok. E lo rimettiamo anche subito in campo. Ok. Adesso io spero che lui chiaramente non si difenderà mai. Poi avrei bisogno. Perché siamo messi non benissimo. Le 5 carte. Beh, ok, va bene. Abbiamo. Ma porca puttana. Beh, il Bloodgast va anche bene. Però abbiamo perso anche un Blood Artist. L'unica cosa che sto pensando è magari di mettere un buon... magari un Lurrus in più. Può essere utile. Carrion Field, madonna, cioè, era impossibile trovare lo stesso mazzo, non lo trovo mai. Cioè, spaventoso, raga.
Adesso abbiamo bisogno di cose succose, però è perché sennò so cazzi. E arriva proprio il nostro caro e amico Lurrus. Tanto ne teniamo due. Ok, entra. Ok. Però, volevo darti, non ho due purtroppo. Speriamo di tenere l'Urrus. Ok. Bene, ho detto che non ho mai attaccato con sto mazzo, cioè è difficile, però l'idea è che... Ok, e ce lo rimettiamo anche in campo. Purtroppo vedi, avere Bloodati, l'avrei già massacrato, cazzo. Io quasi quasi attacco. Ok, lui si difende ovviamente, anche giusto. Ok. Adesso vediamo quel che perla ci regala il nostro caro. Cioè qua abbiamo... se l'Urrus ci rimane un turno, però vedo difficile. Può avere tante rimozioni a manetta su 4, ne può avere veramente tante. Siamo in una bella situazione, però io ho 0 carte in mano, lui 4. Bisogna capire cos'ha. Certo beccarmi un Carrion Feeder però fa da ridere. Vediamo. No, Damnation. Return, le creature... Ah, carca troia. Questo è pesante. Questo non è tanto bello. Infatti. Vabbè, stiamo tranquilli, non ho troppa paura, ecco. Cioè, non sono felice, però voglio dire, va bene, dai. Ok, questi comunque si pompano. Certo che veramente ve lo giuro, cioè, sembra fatto apposta. Trovare un mazzo così contro, incredibile. Sul tornaventi anche. Sì, diciamo che non è piacevole, ecco. Ok. Va bene. Cioè, in realtà non tanto, però... Adesso vedi qua, avere la side sarebbe fondamentale. Pazzesco, due mazzi sì, ma è incredibile, ve lo giuro, è incredibile. È incredibile. Pazzesco. Ci porta a 8, eh? Incredibile. Eh,
Vai raga, andiamo e vediamo cosa combiniamo. Una terra... Bel rischio. Rischio con una terra. Posso giocare tutto in realtà, però... Non una bella notizia. Devo trovare presto almeno la seconda terra, perché sennò so cazzi. Mi sono preso sto rischio perché sono un po' pazzo. Adesso vorrei trovare la terra però al prossimo turno. Anche lui una terra? Non ho parole, almeno io non l'abbiamo trovata per fortuna. Ma non ho parole, una terra anche lui. Vediamo un po'. Vediamo se gira bene sto mazzo. Che ho fatto un bel po' di partite, è andato molto bene. Ti prego, fammi sacrificare cose belle. Blood Artist, niente di buono. Abbiamo bisogno della terza terra velocemente. A me non se ne frega niente, mentre tutti i difensori che vuole. Buono, c'è andata molto bene. Ok, ho voluto rischiarla così. Vai. Si attacco, però ripeto, sto mazzo di solito vince senza attaccare in realtà, Però se possiamo togliergli qualche... Se possiamo togliergli qualcosa, meglio. Ok, adesso il nostro scarafaggio comincia a aumentare. E cominciamo a dar fastidio. Certo, lui è un rosso-blu. Ogni volta che casta un istantaneo in una stregoneria mi fa un danno. Eccolo qua, toc. Va bene. Va bene. Ok, non è un problema. Finché fa così a me non dà tanto problema, sono sincero. Purtroppo ce ne facciamo poco, però di Lurus in sto momento. Me lo farà fuori subito. Forse potevo non giocarlo. Però va bene, dai. Avrà sicuramente qualcosa per togliermelo. Ma se aspetto la quarta terra... Bene, se possiamo fare danno noi lo facciamo. Vai. Salutiamo l'Urros. Salutiamolo, però comunque bene, già a 12 lui, Non ha niente, beh se non ha niente sono un po' cazzi per lui, Eccolo là, tac. Mi sembrava impossibile. Sì, ok. Vabbè, giusto così. Zula, ma incredibile però, mamma mia che sfiga ragazzi. Non sta andando molto bene a livello di carte in cimitero. Ok,
Noi attacchiamo ovviamente con tutto, ce ne sbattiamo. Cioè, ho detto non si vince attaccando, stiamo giocando, stiamo tra virgolette vincendo così. Bene. Ok. Né un Zula porta né un artista sanguinario, cioè è scandaloso. Però comunque nonostante tutte, cioè non ha una blasting station, una chamber, però nonostante questo è importante comunque essere messi bene, diciamo. Lui comunque ha 2 terre e questo ci sta aiutando. Lui sicuramente non ha la pescata dei sogni. Ok. Benissimo, benissimo. No, aspetta. Io direi di fare così. Ok, allora facciamo questo. Ma a sto punto ok. E il Carion si mette un bel 2. Vabbè, attacchiamo. Lui è a 3. Benissimo. Lui è a 2. Benissimo. Lui è a 1. Saluti. Diciamo che ha avuto la fortuna perché ha beccato una mano molto sfortunata. Però cioè, comunque le potenzialità del mazzo è stra divertente secondo me. Andiamo a fare un'altra partita. Ok, anche qua una terra, ma noi la rischiamo. Ma noi rischiamo. Andiamo a... Oh, ma stavolta ci va male. Fotte sega, fotte sega, fotte sega. Abbiamo tutte diciamo creature piccoline, però chiaro che... Ok. Quindi comunque insomma, ripeto, soprattutto secondo me con amici questo è un mazzo che può veramente dare soddisfazioni, certo ti fa anche incazzare proprio perché ci sono dei momenti dove non si interagisce troppo, oh questo mi ci fa millare. In verità non è negativa è la cosa, però sono mazzi pericolosi questi, eh? Sì, ok. Dobbiamo trovare, se non troviamo la seconda terra veloci sono dolori, eh? Qua non serve neanche attaccare, adesso lui comincerà a milarci anche l'anima, dai. Stack fortissima sta carta. Adesso quando entro a terra mi fa milare 3 carte. Vai, cazzo, vai. Va bene. Dai, speriamo di avere un po' di fortuna. Per Carrion Feeder non tanto, però ci ha tolto 2 terre che non è simpatica la cosa, ecco, non è molto simpatica. Per fortuna. E vai subito di artista. Vai subito di artista. Perché noi amiamo l'artista. Dai, beh, c'è su hai poco da pensare, cioè...
Ok. Speriamo di trovare presto anche la terza terra. Con la terza terra siamo molto più tranquilli. L'Urus sono indeciso se lasciarne 2 o metterne 3, però tanto direi 2. Vabbè, lui non blocca ovviamente, cioè. Mi sembra anche abbastanza scontata la cosa. Lui teoricamente non ha né counter né rimozioni, penso, almeno anche io ho il mazzo 1000 e non sono presenti. Vai, millami. Mazzo fastidioso è il mazzo 1000. Se c'ha il ponte so cazzi. Guarda che non mi... No, in realtà no. In realtà il ponte a noi non ci dà problemi perché non dobbiamo attaccare. Quindi il ponte non ci dà troppi problemi. Capisco perché è così lento, cioè diciamo che anche il suo mazzo scolastico, nel senso non è che devi fare troppe robe. Qua abbiamo perso un Zulaport che non è simpatico. Qualche questo ci fa millare. Da far velocini, perché siamo... Adesso perderemo parecchie carte al turno. Che do coglioni. Ok. Benissimo. Dammi la terza terra, dammela. Pretendo la terza terra. Ecco. No, no bueno, no bueno. Bisogna... non puoi mettere giù la porta adesso, però. Ok. Purtroppo abbiamo problemi con le terre, però metterne di più su un mazzo così secondo me è uno spreco. Lui chiaramente, teoricamente, adesso vediamo, però difficilmente si blocca i fatti, però è 9, buono. Però abbiamo bisogno della terza terra, vai qua, ancora, avanti, bravo. Adesso tirerà fuori sicuramente dal cilindro. Ok, qua pesca carte, quindi forse è un po' in difficoltà il nostro amico, il nostro Tidbert. Attaccare non puoi, quindi direi che puoi anche passare, grazie. Ok, niente da fare. Porca troia. A questo punto mettiamo lui. E un altro carion. Allora, sacrifichiamo lui. Ah beh, con una terra in più, beh, con 2 terre avremmo già vinto, a mio parere. Dovrà difendersi perché... se no va a 1 l'amico. Perché, scusa? Non l'ho ben capito, forse ha capito che era un po' finita. Yes! Buono, ce ne spariamo un'altra. Ok raga, andiamo, terza partita.
Noi teniamo mano di merda. Mano orrenda. Lui molliga a 5, bene. Si prova a giocare, c'è sta gente. Dai, vecchio, su. Ok. Già la mulligata a 5 ci piace, però noi abbiamo veramente una mano obbrobriosa. Classica mano obbrobriosa. Peggio di così, però noi teniamo tutto. Noi teniamo tutto. Ecco, sono troppe terre, bene. Potevo mettere prima il Grave Crawler. Era meglio mettere lo zombie, vai. Cambia poco. Tanto se uno spara me lo fa sia uno che l'altro. Oh, il clean fin. Questa non mi piace. No, vabbè, però non è molto piacevole. Cioè, da non avere terra per 5 terre. È impressionante, impressionante. Noi abbiamo fatto pescate, cioè mani orrende, abbiamo tenuto sempre. 2 abbiamo vinte, questa ho paura che la perderemo male anche. Benissimo. Io non posso neanche bloccare. Mamma mia. Ho tutto veramente, già un 10. Vado a 10, raga. Porca troia, a 3, a 16, sì, vabbè, ma questo è un culo che è disarmante. Questo è proprio un culo disarmante. Benissimo. Con Trample. Non ha attaccato. Ci ha salvato il culo qua. E andiamo a 5. E andiamo a 5. Vabbè, perderemo adesso, insomma, però. Va bene. È praticamente finita, raga, ve lo dico. Ma sbaglia anche stavolta. Niente, non sbaglia. Io non ho le emozioni, quello è il problema. È praticamente finito il match. Ah, perché non attacca? Non sto capendo questa cosa. Ok. Adesso bisogna cominciare a macinare. A riguadagnare qualche punto vota. Qua ho bisogno di punti vita. Benissimo. E vai. Mi sto prendendo molti rischi, per almeno sono a 9 adesso. Ok. Si prende un elementare. E un altro, beh, te pareva. Non attacca, non capisco il perché. Allora, sì, decisamente. No, aspetta. Non posso far molto.
Zula, port. Vado a 7. Spero di aver fatto la scelta giusta, solo che lui ha un altro crie. Ragionamos. Questo non posso giocarlo, però possiamo mettere lui. Ok. Torniamo a 9, lui è a 2. Insomma. A fatica, ma rimaniamo in partita. Dai, pesca una bella terra, cazzo. Già, sul limite un altro clean fiend. Boom! Attaccherà? No. Per me sta sbagliando l'impossibile, questo però, eh. Cioè, non capisco sinceramente il perché. Cioè, mi ha rimesso in partita così. Vabbè. Lui doveva attaccare prima. Dai però, cioè, ma che spot? Bene, benissimo. Questa ci voleva proprio. E questo ancora di più. Perfetto. Ce lo sacrifichiamo, ci prendiamo punti vota. Molto bene. Ottimo. E ritorna anche in campo. Siamo tornati a 13, lui è 12. Mm. Ok. Porca troia, oh. Che sfiga. Allora. Qua mi becco 9 bombe. Aperti, ok. Fammi pensare. Ok. Però qua ne becco 10 e devo fare così. Benissimo. Secondo me è la scelta migliore. Adesso recupero un bel po' di punti, lui ne perde un bel po'. Certo che non ho più difese dopo però, eh. Lui secondo me non ha giocato bene però, eh. A mio modesto parere. Vai! Buono, 14-2. Però il problema è che... Dai, un bel Carrion Feeder e vinco. Sì, ok. No, però in realtà... Scusa. Ciao.
Perché dobbiamo preoccuparci quando la vinciamo così? Ciao Beppe. Boh raga, saluto il comandante veneziano, siamo andati veramente bene, cioè ve l'ho detto, sto mazzo in 1 contro 1 è una bomba, 3 pescate, poi 3 mani orrende, l'abbiamo sempre recuperata. Io vi consiglio sto mazzo, sinceramente. E niente raga, un saluto dal comandante veneziano, alla prossima, ciao!